Eccoci amici, buonasera, benvenuti, entrate in collegamento diretto con Al Lupo. Ritorniamo in Serie C, insomma, la prima del lunedì della Serie C, anche perché siamo abituati, insomma, negli anni abbiamo fatte tante trasmissioni, abbiamo iniziato con vendere anche ghiaccio agli eschimesi, ricordate bene, abbiamo iniziato anche da Fincantieri Palermo, questo Cosenza è passato dopo la famiglia Pagliuso, c'è stata la politica, tanti altri presidenti, dirigenti, allenatori, giocatori, insomma siamo ritornati di nuovo in Serie C. Io volevo naturalmente ricordare a tutti voi che questa trasmissione è in onda da 28 anni, abbiamo iniziato con Tele-Europa Network 28 anni fa, ci siamo ancora, qualcuno dice ma voi giornalisti non attaccate, non fate, non dite, ma io cerco con questa trasmissione, e devo dire che non ho avuto mai veti, merito né censure, è l'unica, penso, che dà la possibilità di intervenire in diretta, quindi noi non prepariamo niente, c'è un numero di telefono, voi potete chiamare, ci sono i messaggi. La cosa bella è questa, perché il calcio poi, al di là delle rivalità che ci sono fra le tifoserie, insomma, ma Tele-Europa si vede in tutta la Calabria, diamo la possibilità a tutti di intervenire. E quindi questo voglio dire, chiamate, potete dire quello che volete, il problema non è che siamo i giornalisti, che siamo consenzienti a determinate cose. Per quanto riguarda la mia trasmissione l'ho detto, questa squadra è partita con 12 elementi, forse già da lì bisognava ricorrere ai ripari subito, e nello stesso tempo il mercato di gennaio poi l'abbiamo detto, io ho avuto un battibecco con il Presidente Guarascio durante una delle tante trasmissioni, dove naturalmente ho detto che secondo me a gennaio in riva al Crati erano arrivati ex giocatori e del resto l'hanno dimostrato già oggi pomeriggio e già nelle scorse settimane. Però ecco la cosa bella che io volevo aprire stasera. Vabbè, sono tante le immagini di questo stadio pieno, dell'entusiasmo, poi ci sono anche gli ospiti insieme a me, questa sera c'è Pino Citrigno e Totolino Domma che è stato ex presidente del Centro Coordinamento Club, Citrigno è stato anche presidente del Cosenza Calcio 1914. Ho voluto aprire con, pensate, questi tifosi, è un video che ho beccato sulla rete, questi tifosi che la partita contro il Monza di sabato erano lì praticamente, di venerdì, erano lì ad incitare la squadra, a gridare, la vinciamo noi, forza ragazzi, insomma, ecco, io voglio aprire perché questa è quella che mi è rimasta impressa nella mia memoria questa settimana, anche gli altri 20-30 che erano anche a Lignano Sabbiadoro oggi, però vi ricordo che c'è anche il numero, da qui a poco iniziamo, poi da qui a 7-8-10 minuti abbiamo in collegamento anche Alberto Urban, però questa sera ho il piacere di ospitare. Diamo anche la possibilità a questi campioni nostri, italiani, ma uno è calabrese, qui è di Rende, che è il tuffatore olimpionico, Giovanni Tocci sarà insieme a noi in collegamento da Budapest, quindi lo diciamo, si è qualificata alle prossime Olimpiadi di Tokyo, quindi sarà insieme a noi. Però adesso io direi di dare subito e sentire questi ragazzi che incitavano prima della partita contro il Monza e poi ritorniamo in diretta, fra poco.
Ed eccoci, questi erano i ragazzi che hanno incitato la squadra prima della partita del Mozart, poi abbiamo capito insomma che è finita 3-0. Comunque stendiamo un velo pietoso. Allora ritorniamo insieme, io direi di dare voce e microfono. Innanzitutto buonasera Tonino, buonasera Pino. Buonasera a tutti. Buonasera. Come state? Come stiamo? Stiamo come sta questa città? Perché Tonino Tomma è arrivato qui allo studio e ha visto Ci siamo, era una delle, quando siamo saliti in Serie C, no? Ti ricordi Tonino? Come no? Fatto queste Come no? Io ricordo tutto. cose Nel simpatiche. 1960 ricordo tutto della storia del Cosenza Calcio. Sì. Ricordo tutto, ricordo Ci siamo. Vabbè. Allora siamo in diretta ragazzi, sento anche la regia in questo momento, scusami, con la telefonata, se vogliamo chiudere la telefonata perché abbassiamo, grazie, ecco, prego. Stavo dicendo, mi ricordo Ci siamo, mi ricordo l'uomo del mondo ha detto B ci siamo, tutte quelle cose che si dicono quando si vincono i campionati, come si dicono pure quando si perde. Io venendo qui stasera ho visto una città triste, Sì. Una città che ha subito un colpo tremendo, che mi parla sinceramente. Oggi è passata una mala giornata come penso che tutti i tifosi del Cosenza, però ho da dire che questa di stasera è una retrocessione annunciata, perché i fatti parlano chiaro. Questa è una squadra che è una società che sono 3 anni che è in fondo alla classifica. Purtroppo i dati sono questi: il primo anno ci siamo salvati così, il secondo anno abbiamo fatto un miracolo calcistico, però i miracoli non si ripetono sempre nel calcio. Chi pensava di affidarsi alla Dea Bendato o al fattore C, questa volta non è andata bene, non gli è andata bene. Ora che fa? Si riparte perché questa città è sempre ripartita, è ripartita dalla D, è ripartita da quando neanche c'era la squadra, e siamo ripartiti, giusto come dicevo prima, dalla D. Questa volta ripartiamo dalla C, ma come ripartiamo? Bisogna capire stasera quali sono gli obiettivi e i programmi di questo Presidente, di questa società, cosa vorrà fare da domani. Io prego la regia, se riusciamo poi a evitare le telefonate, perché si sente la telefonata e io lo sento in studio, non so se in onda non si sente, ma forse la sentiamo noi, però togliamoci la telefonata, poi ti do la parola Pino. Chi abbiamo in linea? Pronto? 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 Prego. Pronto? Sì, io sono pronto, non so se sei pronto, puoi dire Pronto? Sì, pronto. Fabio, sono Davide Vinto. Prego Davide, buonasera e benvenuto in diretta. Io sono prontissimo. Sì, però non devo ascoltare tramite televisione perché arrivi in ritardo. Puoi dire quello che vuoi Davide, velocemente, grazie. Che ti devo dire? Ha Niente. potuto parlare a Juventus. Va bene, grazie Davide. Salutiamo i tifosi juventini, anche per loro è andata male. Lo so. Non c'è qualche evento. Va bene Davide, guarda, è difficile, non arriva bene la telefonata, c'è un ritardo, quindi non è colpa nostra e quindi non lo so. Se vuoi dire qualcosa a prescindere dalla Juventus, prego. Cosa vuole dire? Ha chiuso, vabbè. Allora Tonino, scusami che voglio dire che in un momento particolare, quale sta vivendo la città di Cosenza, questo viene a parlare della Juventus, ma signori miei, ma non è possibile. No, lui ha voluto dire, poveretta, ha perso anche la Juventus, insomma, quindi ma ha perso la Juventus è a Torino. Qui abbiamo un dramma calcistico che si è consumato oggi in quel di Pordenone. Sì. Però è un dramma calcistico, viva Dio, che era già nell'aria dal mese di luglio. Non si può partire in un campionato importante come quello della Serie B con una squadra che non era squadra, perché c'erano 5-6 giocatori nel ritiro, che poi non è stato nemmeno fatto quel ritiro, è stato disdetto l'albergo, è stato fatto qui a Cosenza, con una nidiata di ragazzini della primavera che poi sono ritornati al nido, no? I ragazzini, sì. E poi sei andato a prendere acquisti last unit proprio allo scadere della chiusura della campagna acquisti
giocatori che non avevano trovato squadra, svincolati, prestiti, giocatori non di livello per affrontare un campionato come quello, non me ne vogliono i giocatori, però un po' di calcio ancora a Cosenza lo mastichiamo e abbiamo capito subito che questa era un'annata travagliata. Certo. Era un'annata che ci avrebbe fatto soffrire più dell'anno scorso. La cosa più strana è che nonostante noi ci siamo salvati al 90° minuto dell'ultima partita, grazie anche a un cosentino che è riuscito a battere il Pescara, noi siamo ritornati a fare gli stessi errori. Una squadra che squadra non era, rattoppata alla meno peggio, insomma, ma egregio Presidente Guarascio, ma pensi veramente che noi a Cosenza abbiamo i salami agli occhi e non capiamo un po' di calcio? Ma è possibile mai che uno dopo 2 anni travagliati, che abbiamo sofferto, il terzo anno ci poteva andare bene? Adesso è andata, però bisogna capire stasera, caro Fabio, perché io manco da questa trasmissione da 1 anno, proprio perché volevo stare lontano. Ma la troppa voglia, la forza che ho ancora di combattere per questa squadra mi ha portato ad essere qui stasera. Io stasera ci sono venuto a mettere la faccia, come pure l'amico Pino Citrigno. Non so quanti altri sarebbero venuti qui stasera a dire, perché guarda, una retrocessione ti segna. C'è gente che stasera non vuole parlare nemmeno con le mogli a casa. Sì. Ok? Noi siamo qui a parlare del Cosenza Calcio, però vogliamo domani risposte, perché adesso domani iniziano i processi, la resa dei conti è domani. Qualcuno ci dovrà dire cosa vuole fare di questo Cosenza Calcio, se vuole ripartire e come ripartire, altrimenti se non ce la fa più che solo lasciasse la squadra. La domanda che voglio fare anche a Pino è questa, cioè praticamente sì, riparte Guarascio o meno, ma la città, la tifoseria pare che adesso non lo vuole più Guarascio. Anche questo è in viso bisogna anche fare i conti con una tifoseria che io all'epoca Pagliuso, vabbè, guardi, io sono guarda, qua vedo striscioni, non lo vogliono più. Io sono quello che dico che il Guarascio deve lasciare, ma se Guarascio non vuole lasciare, nessuno glielo può estorcere la proprietà, perché è un proprietario. Però essendo che lui guida, come dire, un'azienda, io penso una cosa, un'azienda, scusami Fabio, un'azienda che non è l'ecologia oggi, che non ha i tifosi. L'azienda calcio è diversa, ci sono i tifosi, dove deve dare conto alla città, e vogliamo capire che cosa vuole fare. Allora poi più tardi provo a chiamarlo, vediamo se mi risponde. Chi abbiamo in linea, pronto? Poi subito dopo abbiamo Tocci in diretta da Budapest. Pronto? Pronto? Prego. Sì, posso intervenire? Prego, deve parlare veloce e rapido, vai. Sì. Buonasera, sono Domestico Massiliano, chiamo da Cosenza. Prego. Ciao Fabio, ti conosco. Ciao Fabio, allora io sinceramente vedendo anche oggi la prestazione della squadra sono veramente scontento. Si continuano a vedere gli stessi errori da parte sia lo Chiussi, però la colpa principale è di un presidente, diciamo calcio non capisce nulla, non sa cosa vuol dire fare calcio. Chi ha fatto calcio è solo una persona a Cosenza, bisogna ritornare a fare calcio con Giovanni Pagliuso, l'unico personaggio che può fare pallone. Grazie. Va bene, grazie per la telefonata, un abbraccio, grazie. Allora, invitava Pagliuso, vabbè, Pino Citrigno, prego. Poi questo che ho detto io sul fatto della tifoseria, come diceva anche Tonino, che non vuole, diciamo, più Guarascio, dice sì, ma quella la squadra è sua. È ovvio che adesso una squadra, anche se ci saranno delle tu mi senti, però si chiamano cordate, ma imprenditori. No. Guarda che una cosa è certa, che questa imprenditoria cosentina negli anni ha fallito. No, aspetta, però. Siamo buoni a parlare, perché poi alla fine
I soldi non li vuole togliere nessuno che si mette lì e dice guarda facciamo un progetto serio a lunga gittata, oppure ma è possibile che questa città di Cosenza, una provincia grandissima, non può vedere una volta una Serie A, un discorso serio di fare un campionato magari di playoff? Quello avevamo chiesto a Guaraci, purtroppo non ci ha ascoltato. Comunque va bene. Allora, io parlo diciamo dalla parte dell'imprenditoria. Il problema che si è creato oggi a Cosenza è un problema gravoso per la squadra e ti spiego, nessuno me ne voglia. Il discorso è che la squadra, quando purtroppo mi autoaccuso, fu da noi diciamo, lasciata in una situazione di grande precarietà, il sindaco creò intorno a sé un gruppo di imprenditori per far ripartire la squadra. Il problema era che l'attuale presidente e qualcuno ha un interesse particolare a tenere la squadra perché ha un impegno giusto e che lui svolge nel massimo rispetto con l'amministrazione pubblica di Cosenza. Quindi c'è un te e dammi in questa occasione. Non dimentichiamoci che in questo momento Guarascio viene da 3 anni di Serie B, dove ci sono dei grossi contributi da parte della federazione e della Lega. Sì. E oggi lui ha anche il paracadute per la retrocessione, che va da un minimo di 900.000 euro a un massimo di 1,5 milioni. Quindi oggi chiedere a un imprenditore cosentino, o come dici tu, a un gruppo di imprenditori, di prendere, no, mi deve fare finire, se no non capisci, di prendere in mano una squadra in Serie C, dove ci vogliono solo investimenti e non abbiamo neppure gli incassi del pubblico, perché non sappiamo che cosa succederà di qua a qualche mese. E non è facile, non è giusto, non è onesto. Il problema è che oggi noi abbiamo un presidente che ha fatto un ottimo lavoro da imprenditore, sì, cioè nel senso che io penso che non ci abbia rimesso più di tanto, e che quindi grazie agli introiti della Serie B e al paracadute deve prendersi l'impegno di riportare la squadra dalla C di nuovo alla Serie B. Quindi non vedete a parlare che oggi gli imprenditori cosentini devono farsi carico di un errore fatto da un altro, che comunque ha fatto i suoi... Non è che stiamo parlando di errore, stiamo parlando no, aspetta, però io mi ricollego a quello che ha detto Totolino, che ha detto una cosa giusta. Questa è una retrocessione annunciata da qualche anno, non è una retrocessione annunciata da pochi mesi o che è venuta a capitare perché sono successi dei fattori negativi. Purtroppo questa è una retrocessione che noi ci stiamo portando almeno dallo scorso campionato. Lo scorso campionato oggi lo stiamo crocifiggendo, ma il buon Roberto Chiuzzi l'anno scorso ha fatto un grande miracolo nel salvarci. È vero che c'era la squadra, purtroppo quest'anno Roberto, che viene crocifisso senza giocatori, e non è riuscito a ripetere il miracolo. Bisogna accettare, io l'ho detto più volte, che poi le colpe sono un po' di tutti, no? Vanno divise sicuramente. No, io dico che le colpe hanno... Scusa, no, devo dire questa cosa perché è inutile. Ma secondo te, no? È possibile vedere, no? Una partita del genere oggi, una salvezza, tu ti vai a giocare una salvezza e questa è una partita di scapolo ammogliati. Cioè, voglio dire, non c'è la cattiveria, la rabbia, la cosa, fino a lottare con le unghie e con i denti. Ma perché non sono giocato? Allora, quando io ho detto... In Serie B se non hai la classe, la forza fisica non ti aiuta. Pino, allora, vogliamo essere chiari e onesti e sinceri. Allora, di questi 22 giocatori in rosa, io penso che massimo 4 o 5, 4, sto dicendo 22, 4 o 5 possono fare questa categoria. E quindi l'allenatore che colpa ha? Allora, l'allenatore, quando io ho detto anche in conferenza stampa, ho scritto a Chiuzzi nel mese di gennaio che secondo me erano arrivati dei giocatori non in condizioni, cioè a questo punto Trinchera non può portare a Cosenza Bacoco, Trotta,
Tremolata, per carità, un giocatore, oppure vabbè, Gerbo, l'unico giocatore che forse... Però Trinchera quando va portato Casasola, Tutino, Garritano, Asensio, Riviere, però era buono. No, non mi interessa, non sto discutendo, sto dicendo un'altra cosa, Pino. I campionati si vincono, si perdono, sono annate che nascono in un certo modo. Tu parti con 12 giocatori al ritiro. Non dovevi fare altro, che hai visto che noi abbiamo visto che il girone di andata, insomma, in qualche modo la squadra c'era. Allora, questa squadra mancavano 2 attaccanti di peso, un centrocampista e un difensore. Allora tu in quel caso dovevi impegnarti, non dico anche le mutande, ma dovevi portare a Cosenza. Ma perché dovete dire? Ma perché dovete dire? Abbiamo fatto un cammino di andata, è il quarto ultimo lo stesso. No. Eri a livello di Ascoli e Cremonese. Erano lì sotto, ma pure la regina. Ma la Cremonese ha preso Baez. Ma ti sto dicendo. Ma la Cremonese ha preso Baez. Ma tu perché abbiate i giocatori? Ma lo devi chiedere al Presidente. Allora che cosa stai parlando? Ma lo devi chiedere al Presidente. Allora, scusami, io ti ho detto che Trinchera, a prescindere da questo, secondo me ha sbagliato. Cioè questi giocatori a Cosenza non lo da proprio propone. Allora, non propone proprio se ne doveva andare. Scusami Fabio. Aspetta. No, scusami allora, Fabio. Si vuole fare il direttore sportivo, mica fare un magazziniere. Fabio, stiamo parlando del direttore sportivo che poi ha individuato Tutino che ci hanno mandato Duco, che poi vediamo Tutino, Casasola, Di Pietro. Ho capito, però ti sto dicendo. Tutino e Casasola sono chiusi in Serie A. Allora quest'anno vanno in Serie A. Scusami, stiamo parlando di un mercato di riparazione. Tu hai fatto una squadra, sei partito senza giocatori, ti sei ritrovato, Chiuzzi poi l'avrà parlato anche lui, questi giocatori, no? Altrimenti voglio dire, se tu porti un Trotto o un Bacocco a Cosenza che non sono in condizione, che non giocavano, non te la piglia proprio. Cioè, parliamone chiaro. Posso capovolgere? Ma vi faccio una domanda. Capovolgo, ti faccio una domanda. Ma perché Trinchera ha preso questi giocatori a parametro zero e la Cremonese invece ha preso Baez 800.000 euro? Non lo sai, rispondi. Allora, io che sono stato all'interno di una società. Pubblicità. No, ci dobbiamo fermarci alla pubblicità. Alberto, ciao, ti vedo in bassa frequenza. Alberti, che fra poco entrerai anche tu. Adesso abbiamo la pubblicità e subito dopo ritorni anche tu insieme a noi. Allora, linea alla regia, nostro Giuseppe, alla regia centrale, ritorniamo subito dopo. A fra poco. Che Alberto Urban e che? Quello è Alberto, sì. Ed eccoci ritornati, viaggiamo in perfetto orario. E che ci fa con noi la Frecciarossa? Niente. A proposito, ma i giocatori rientrano in pullman o c'è un charter? Aereo. Con le macchine. Allora, Alberto, ciao, buonasera e benvenuto. Ti ho interrotto, c'è la pubblicità perché devo andare a Budapest da qui a poco. Come stai, Albertino? Un abbraccio Tonino, un abbraccio ricambio Alberto, ricambio. Alberto Urban insieme a noi, perché anche Alberto è d'accordo con me, perché il girone di andata, insomma, in qualche modo il Cosenza se l'è giocata. Poi ricordiamo, se crei azioni lì sotto porta, non la metti dentro sta palla. Io quello che ti contesta a Trinchera, che sicuramente qualcuno dice ma c'aveva pochi soldi, ho capito o meno, però sono improponibili quei 2 giocatori, parliamoci chiaro, Pino. Io dico le cose come sta, gliel'ho detto anche in diretta a Guaraci, sono improponibili. Voi fate, quei 2 giocatori che ha portato un ragionamento, sono giocatori, per me sono ex giocatori. Fabio, saranno voi buoni fate un a giugno, ragionamento a luglio, fuori dalla società. Ho capito, voi fate un ragionamento che siete fuori dalla società. Voi dovete vivere la città all'interno. Io ti dico che Trinchera purtroppo, secondo me, non poteva fare più di quello che ha fatto. Non poteva, perché se avesse sbagliato anche negli anni precedenti avevi ragione. Ma che stai dicendo? Scusa, ma cosa stai dicendo? Non è vero, non te la lascio passare questa qua. Non esiste, un direttore sportivo non può portare 2 giocatori che sono fermi, che non giocano fino in questo, e noi scherziamo, dai. Se vogliamo scherzare, scherziamo, ma basta. Allora, apriamo una bella pagina. Allora, Alberto, un attimo ti rubo, apriamo una pagina bellissima, perché noi abbiamo in Calabria Giovanni Tocci, che ha staccato già il tagliando per le Olimpiadi di Tokyo. Quindi Giovanni, il nostro tuffatore, facciamo un applauso. Allora, che applauso? È un applauso nostro. Giovanni, come stai innanzitutto?
So che sei a Budapest. Fabio, buonasera a tutti, grazie mille. Ricordiamo che tu sei un atleta del centro sportivo dell'Esercito Italiano, e salutiamo anche tutti i tuoi colleghi dell'Esercito Italiano che li vediamo su tutte le strade in questo momento, quindi sono di pattuglia, sono scesi in campo anche loro. Guarda, se prego la regia, lo vogliamo vedere la qualificazione di Tokyo, eccole qua, non so se sono immagini di Rai Sport, non so se ce l'abbiamo dalla regia, Giovanni, nel frattempo, eccole qua, stiamo vedendo in questo momento, Giovanni. Ah, ottimo. Eccole qua. In sincro naturalmente con il tuo collega. Innanzitutto come stai, Giovanni? Bene, sto molto bene, siamo qui all'Europeo. Altri punti che mettiamo in saccoccia. L'Italia ha già preso una medaglia d'argento nella gara Team Event con dei ragazzi che hanno fatto una gara strepitosa, quindi siamo tutti molto euforici. Tra 2 giorni poi toccherà anche a me, ci sarà prima la gara da 1 metro, poi quella sincro insieme a Lorenzo e poi la gara da 3 metri individuale. Che Lorenzo Marsiglia, se non mi sbaglio, giusto? Ho detto bene? Lorenzo Marsaglia, vabbè, Marsiglia, insomma, ci sono andate quasi vicino, vabbè, comunque non l'ho chiamato De Rose, vabbè, anche se De Rose sono nostri cosentini, però voglio dire, vedi che bella cosa, innanzitutto tu venivi da un infortunio, insomma, quindi ti va dato atto, no? Di questo tuo recupero. Sì, è stata una grande prova, perché comunque venivo da 2 infortuni, uno alla caviglia sinistra e uno al quinto dito del piede destro. Ho dovuto subire anche un intervento, quindi in realtà avevo anche un po' paura di non farcela, poi alla fine sono stato convocato, mi sono presentato all'appuntamento comunque abbastanza in forma, e poi vivere di nuovo tutte le emozioni della gara, l'adrenalina eccetera, è stato qualcosa di veramente indescrivibile. Senti Giovanni, per arrivare a questi livelli quante ore fate di allenamento? Che poi di mangiare ne parliamo proprio, sicuramente avete la tavola. Sì, facciamo 5-6 ore di allenamento al giorno, in 3 ore al mattino e 3 ore al pomeriggio. 0,56, altri punti. Tonino Domma ti saluta, ti ha fatto i complimenti, anche Pino Citrigno qua dallo studio, Alberto Urban che è in collegamento da Cava dei Tirreni, il nostro ex calciatore del Cosenza, e noi ti facciamo i migliori auguri, un al lupo da Cosenza. Giovanni, se vuoi salutare qualcuno lo puoi fare, prego, approfittane visto che sei a Budapest. Innanzitutto grazie mille, saluto e ringrazio tutti i miei conterranei che comunque ho sentito veramente molto vicini. Saluto la mia famiglia, saluto Graziella e Alberto e ti ringrazio ancora tantissimo anche a te. Un abbraccio anche a Graziella e Alberto, però guarda, ti devo dire, oltre a te che sei veramente un fiore all'occhiello di questa Calabria, mi auguro che se ci saranno delle iniziative della Regione Calabria per il turismo almeno ti possono coinvolgere, perché sei una bella figura, un giovane educato, promettente, veramente bravo. Io faccio i complimenti, passiamo dai tuffi anche alla Pirossigeno Città di Cosenza, che ha vinto sabato sul parquet di Via Popilia, quindi si appresterà sabato prossimo a giocare, continua l'avventura per i playoff per andare in Serie A contro il Polistena, quindi sono delle belle pagine di sport calabrese e questo vi va dato atto. Un abbraccio Giovanni. Assolutamente sì, complimentoni. E un al lupo, ciao Giovanni. Auguri Giovanni. Gli auguri, grazie Giovanni. Allora, abbiamo, che bella cosa, Alberto, altissimi livelli Alberto, stiamo parlando di alti livelli. Sì. Allora ti do voce e microfono Albertino, puoi dire tutto quello che vuoi, poi sarà usato contro di te, alle prossime, vabbè, tanto non alleni, non ti chiama nessuno. C'è poco da dire veramente stasera perché c'è tantissima delusione, tristezza e rabbia perché retrocedere così fa molto male. Dico così, a parte ho seguito la trasmissione fino adesso, gli errori li hanno fatti tutti, ci sono tanti hanno le colpe, c'è un responsabile numero 1 che è il presidente, l'ha detto prima Tonino, non si può iniziare un ritiro con 5-6 calciatori. No, erano 12, non erano 5-6, erano 12 in qualche modo, tra ragazzi 12 e 13. Erano tanti ragazzini, diciamo, della primavera, no? Sì.
E poi c'è stato e qui sono d'accordo con Fabio, il mercato di gennaio è stato fatto male, perché io è vero che posso spendere quello che il presidente mi dà, però devo cercare anche di portare dei giocatori tipo Trotta e quelli lì, che devono venire in condizione ideale e possono veramente rendere per fare questi 4 mesi. E poi c'è il problema più grosso, che quando si è parlato dei grossissimi problemi a 7 partite dalla fine, noi su 7 partite abbiamo fatto una vittoria sola e 6 sconfitte. Voglio dire, quando si analizzavano le partite dopo Venezia o anche prima, che sia il direttore sia il mister che diceva questa è una squadra che non lotta, che non suda, che non ha carattere, che non c'ha voglia, e voglio dire, se questo era il fattore maggiore, dovevamo individuare dove intervenire, perché non si possono fare le ultime 7 partite solo con una vittoria. L'unica vittoria l'abbiamo fatta col Pescara, una squadra ormai Alberto, scusami Alberto, dimentichi di dire che abbiamo preso 16 reti nelle ultime partite, sì. Ma io questo voglio dire. Allora, a noi bastava qualcosina nelle ultime partite per poter fare i play-out. Siamo andati a finire a 9 punti dall'Ascoli, quartultimi a 10 punti dal Pordenone. Cioè, i problemi che si sono stati individuati a 8 partite dalla fine, perché non abbiamo cercato di risolverli? Io non dico che ci salvavamo senza play-out, però il play-out era un dovere per questa squadra farli, perché pur con un mercato senza soldi, pur anche sbagliato, abbiamo dimostrato anche di fare le partite con tutti. Non possiamo mollare nelle ultime 7 partite, portiamo a casa una vittoria solo col Pescara. Dunque c'erano altri problemi oltre che tecnici o tattici, secondo me. Quando io dissi, e l'ho detto in questa trasmissione, abbiamo abbandonato anche l'allenatore contro tutti. Quando c'è stata, che abbiamo detto arriva Novellino, no, rimane Occhiuzzi, non c'è stato neanche un comunicato stampa da parte della società che diceva ok, abbiamo preso un giorno per ragionare sopra, poi abbiamo capito che il nostro allenatore, l'allenatore più bravo che c'è in Italia, è Occhiuzzi, e gli dava forza nello spogliatoio. Questo ragazzo è rimasto anche solo poi alla fine. Poi gli errori li ha fatti Occhiuzzi, sicuramente, li ha fatti il direttore, però il responsabile unico è il presidente. È da qui che dobbiamo partire adesso. Ma certo, se partiamo con questo presidente qua, che non dà entusiasmo ai tifosi, non crea tutte queste motivazioni, si parte già col piede sbagliato. Dunque per me io credo che un passo indietro questo presidente lo debba fare, sempre che ci sia qualcuno che possa prendere questa società, perché si è rotto un giocattolo. Noi abbiamo bisogno di presidenti che amano la città, che amano i tifosi, che ci facciano anche sognare, perché sognare è importante per il tifoso, e creare quell'entusiasmo che adesso ne abbiamo proprio bisogno, perché la gente, almeno da quanto vedo e leggo, è veramente a terra. Lo so, è infatti quello che ho detto. Comunque c'è una telefonata, che abbiamo in linea, pronto? Poi ti do la parola a Tonino. Pronto? Buonasera, mi sente? Prego. Mi chiamo Gennaro. Prego. Io devo dare a Fabio D'Ippolito dire che ha ragione, perché non poteva portare il signor Trinchera 2 pensionati a Cosenza, cioè ha portato 2 pensionati, quindi era meglio non andare a prendere nessuno e non portare questi 2 pensionati a Cosenza. No, a questo punto ho detto era buono anche Petre, perché Petre non avevamo visto proprio. Molto di più, teniamo Petre, no? Molto di più, almeno ero un giovane. Io dico, questo ha portato 2 pensionati a Cosenza e con un pubblico di scusami, allora, scusami Gennaro, io devo dire una cosa, per carità di Dio, non sono 2 pensionati, sono 2 giocatori che non giocavano, non hanno il campo, non erano pronti per questo campionato, che poi Trotta sicuramente un giocatore che non si discute, come anche Bacoco, ma però a settembre, a ottobre noi servivano dei giocatori che scendevano in campo e facevano la differenza, capito? Facevano la differenza. No, voglio fare una domanda. Sì, prego.
Volevo una domanda. Citrigno vuole fare una domanda. No, scusa, allora, due sono le cose. O fuori da Cosenza ci sono chi capisce di calcio e a Cosenza non ne capiamo, o il contrario, 60 milioni di cittadini sono ignoranti e a Cosenza siamo tutti dei maestri. Ma se Tringhera è stato eletto uno dei migliori DS a livello italiano, scusate, ma il problema è quando, come dicevo prima, va portato giocatori che oggi sono andati in Serie A. Vuol dire che lui non è proprio ignorante in materia o è scarso, probabilmente non è stato messo nelle condizioni per portare i giocatori che servivano al Cosenza. Allora, io ho capito dove vuoi andare a parlare. Allora, perché voi girate intorno al problema. Citrigno vuole andare a parlare su che cosa? Vuole dire che Guarascio non gli ha dato i soldi necessari per comprare i giocatori importanti. E allora, aspetta un attimo, Gennaro, fermati un minuto. Un attimo per favore, se no qua non si... Allora, solo una cosa. Prego, poi chiudi, vai Gennaro, che poi rispondo io prima. Allora, io volevo dire una cosa. Non è che capire di calcio è chissà che cosa. Chi va al campo e gli piace lo sport del calcio capisce di calcio. Se io vado a vedere il basket, mi piace il basket, capisco di basket. Il signor Citrigno non deve neanche parlare, perché è stato uno di quello che ha fatto fallire il Cosenza. E infatti mi sono preso la mia responsabilità, perciò ti dico che oggi non è il problema dell'allenatore o del direttore sportivo. Ma il signor Citrigno di calcio che cosa ne sa? Che ha fatto fallire il Cosenza? Ha fatto fallire il Cosenza. Pigliatevi la Cotringhera. Il signor Citrigno. Vabbè, hai ragione, pigliatevi la Cotringhera. Al signor Alberto Urban lo sono andato a trovare a Lecce quando giocava con il Genoa, gli ho portato la sciarpa del Cosenza. Il signor perché io capisco di calcio perché guardo il calcio. Uno che guarda le cose capisce di calcio. Non ha capito quello che vuoi dire. Allora, non è che dico io che tu non capisci di calcio, è che state sbagliando l'accusa. Come andare a parlare in TV. Vuole andare a parlare in TV altre persone. Signor Citrigno, lei ha fatto fallire il Cosenza. Va bene, hai ragione. Grazie. Ci sono due versioni contrastanti. Pino dice: quando abbiamo portato a Tutino a Casasola, bene, io sto dicendo no, erano in prestito. Ma voi state erano in prestito. l'accusa. No, è un dipendente. Ma aspetta, dall'altro c'è Albertino Urban che dice, ed è uno che di calcio ne mastica, che è stato un grande giocatore, un allenatore, dice sì, è vero quello che dici, che il budget del presidente era tot, non ha speso di più, però poteva portare con quel budget i giocatori pronti che servivano alla causa del Cosenza. Sono arrivati Pino, giocatori non funzionali. Ma puoi chiedere che probabilmente non ha trovato di meglio. No, sono arrivati giocatori che non sono risultati essere funzionali alla causa del Cosenza. Noi avevamo bisogno di giocatori pronti che dovevano cambiare il volto della squadra. Questo lo testimonia il fatto di oggi, che se tu vai a vedere scusami Tony, vai a vedere la partita, c'è stato un'azione di Carretta che si è smarcato, è andato sulla fascia, ha messo una palla dentro che io l'avevo messa dentro, poi non lo so, Trotta oggi, ma perché non è Fabio, non ha il campo, hai capito? È inutile di che stiamo parlando, non è sempre facile parlare. Può essere anche che loro non sono entrati mentalmente con la squadra, pronti per giocare con la squadra, e magari il prossimo anno Trotta va in un'altra società e fa 15 gol. Guarda, andiamo nessuno. Noi diciamo solo che questi giocatori sono venuti e non hanno dato sicuramente prendere dei giocatori che sono stati fermi fino ad ora, secondo me non aiutano molto. Ma a parte questo, che non vogliamo fare polemiche con nessuno, quando una squadra fa 35 punti gli errori sono di tutti, perché anche l'anno scorso Trinchera non ha avuto tanti soldi e comunque ha portato 2 giocatori a gennaio che hanno fatto la differenza, o mi sbaglio? Certo, bravo, ma è così. Credo che il budget che ha avuto l'anno scorso è stato lo stesso che aveva quest'anno, ma questo non è per prendere le parti di uno e dell'altro, può capitare che magari è arrivato Trotta e non ha reso come tutti noi ci aspettavamo.
Sì, quello, vai. C'è un'altra telefonata, chi abbiamo in linea, pronto? Salve. Prego. Salve, sono Fabio. Sì, prego. Salve Fabio, sono Enrico. Prego Enrico, Allora, puoi dire quello che vuoi, veloce e rapido, vai. Mi vergogno pure di parlare davanti ad Urban perché è un'icona di Cosenza, quindi il signor Citrini dovrebbe stare zitto quando parla un'icona di Cosenza. No, non facciamo attaccato a Urban. Il problema è che può essere anche un direttore sportivo uno dei più forti d'Italia, ma se c'è un problema sulla squadra e avalla una cosa del genere, dovrebbe essere prima avere le palle di dimettersi, così come purtroppo mi dispiace anche di Acciuzzi che non si è dimesso, perché siccome sono due persone che con 4 palle non ne fanno né 2, purtroppo la colpa è di tutti quanti, quindi voglio dire, io sono uno che avalla, voglio dire, è colpevole anche, quindi mi meraviglia che lei è un imprenditore, signor Citrini. No, su questo, ma se dovevano dimettere, su questa hai ragione, su questa hai ragione, su questa hai ragione. Dico quasi perché è quelli del Cosenza, ma non per colpa sua. Però la verità è questa, chi avalla dovrebbe mettersi da parte, perché se no è colpevole in percentuale come tutta la società. Quindi non ci sono giustificazioni. E devo dire, grande Fabio Ippolito, che sta dicendo una pura verità. Chiedo scusa, signor Urban, perché lei è un'icona di Cosenza. Le chiedo scusa, Cosenza non è una merda come si è dimostrato oggi. Purtroppo Cosenza è una città sportiva e meritava quella che lei ha fatto in tutti quegli anni. Grazie, buonasera. Ciao, buonasera. Allora, io la devo dire tutta perché poi le cose vanno dette. Allora in questo caso io consiglio, sto provando a chiamare Guarasci, consiglio al Presidente a questo punto di vedere se ci sono degli imprenditori e se lui è disposto a cedere, perché secondo me a questo punto la città non lo vuole, Pino, è inutile che sono i tifosi, c'è una cosa che veramente io ho 350 messaggi. Però deve essere lui a cedere. Allora, ma io glielo consiglio perché non è possibile, guarda, lui con il calcio sicuramente ha fatto bene, ci ha portato in Serie B, adesso ci riporta in Serie C, ripeto, per carità, però lui e il calcio sono due cose diverse, il calcio ha bisogno dei tempi diversi, ha bisogno di un presidente diverso, cioè, io penso che lui, secondo me, questa opzione l'avrà anche valutata, me lo auguro, deve per lui perché, certo, deve considerare che la deve cedere. Però. Sì, certo, perché, io credo perché a questo punto, secondo me, non conviene né a lui, perché come si dice, poi ti ritorna di nuovo tutto indietro, la tifoseria in questo momento. Se tu parli di Guarasci oggi, questi chi trovi, io prima di arrivare negli studi, perché non lo vogliono. Fabio, io credo che farebbe cosa gradita a questa città, a questa tifoseria, dopo passata la nottata, perché si dice che la notte porta consigli, certo, rassegnarsi alla dimissione senza chiedere niente. Perché io credo che quello che lui ha senza chiedere niente, io parlo di l'aeroplano, quello che ci faceva il numerario, gli aeroplani, sui paracaduti, parliamo di soldi, il numerario, perché come diceva Pino prima, i soldi li ha incassati. Oltretutto quest'anno c'è anche un paracaduto, perché se è retrocesso, il Cosenza non è arrivato ultimo, ma è arrivato quarto. Sto provando a chiamare Guarasci, se mi risponde, vediamo. Vuoi questo numero? Magari, non lo so, vuole dire qualcosa, magari c'ha in mente di lasciare. Che deve fare? Stasera non è nelle condizioni. Tu dici che non. Pronto? No, niente. Su questo sono d'accordo con Totolino. Deve prima metabolizzare. E che ormai che metabolizzi la verità del fare niente, non risponde, vabbè, forse sarà impegnato. Dicevo che farebbe cosa gradita alla città se si dimettesse. È chiaro che lui chiede qualcosa, per quanto mi riguarda forse farebbe bene ad andarsene senza chiedere niente, lasciare le chiavi al sindaco e dire ci ho provato, ho portato il Cosenza in Serie B, purtroppo le mie condizioni, le mie aspettative sono andate deluse, non ce la faccio, non ho potuto allestire una squadra migliore di questo, io devo lasciare perché sono solo, ma devo lasciare anche per tante cose, tutte le nefandezze che ha detto nell'arco del campionato, offendendo la tifoseria, facendo da spera un vecchio tifoso,
e che ne ha più ne mette, no? Certo. Perché quando si definiscono i tifosi di strada, io personalmente... No, perché ha detto qua in questa trasmissione, quando ha avuto la discussione con me, ha detto che possiamo andare a prestiti a me perché avevo detto il fatto di questi due giocatori. Questo non va bene, un presidente e non dice lo che può io dire. aizzavo la tifoseria, che io aizzavo la tifoseria. Caro Fabio, un presidente non può dire certe cose. Ha detto così, lui molte volte dice tante cose. Allora, io personalmente non me la sono presa. Sì. Perché io sono un tifoso di strada, perché ho fatto strade, autostrade, ferrovie, mare e aerei, seguendo la mia passione e i miei sogni, che lui quest'oggi la spendi. Questa è la verità. 30 anni fa quando c'era Urban, questa è la verità. Alberto, tu Domma l'hai trovata al centro coordinamento club, e come no? Sempre. Tonino era un grande, uno che di calcio, il calcio lo conosce molto bene, come lo conosce anche Pino, ci mancherebbe altro. Io dico che noi adesso, Tonino, abbiamo bisogno di un presidente passionale, di un presidente che unisca di nuovo il popolo di Cosenza. Bravo. Adesso noi partire con questo presidente, secondo me, è veramente sbagliato. Io spero veramente che faccia un passo indietro, che arrivi un presidente che ci dia dei sogni, che ci dia una programmazione, perché senza programmazione non si fa nulla. Io non credo che in questo momento, certo adesso è un momento magari di rabbia anche nostra, però c'è qualcosa che va cambiato. E poi le colpe Fabio le hanno tutti, ce l'ha l'allenatore, ce l'ha il direttore, ce le hanno tutte le colpe, perché fare un finale di campionato così orrendo non possiamo dire ha sbagliato solo il presidente ha tantissime colpe, le abbiamo dette più volte, per non aver fatto una squadra idonea a una grande città come Cosenza, ma anche l'allenatore e il direttore secondo me sono mancati in certe cose, e può capitare perché abbiamo detto più volte, Ranieri no, avevamo detto Fabio aveva vinto il campionato con l'Ester l'anno prima, l'anno dopo l'hanno mandato via, giusto? Certo. Dopo che aveva fatto una cosa straordinaria. Dunque voglio dire, ci sono le annate negative, questa probabilmente è stata un'annata negativa anche per Occhiuzzi e per il direttore sportivo. Sono sempre i risultati che ti danno poi ragione. Pino, non significa dire che non sono bravi. Certo. Pino, volevi forse chiarire qualcosa, perché forse erano fraintesi i tifosi prima. Io stavo allora, voi dite la stessa cosa che dico io, ma la dite in maniera diversa, perché Albertino ha detto una cosa giusta. Le colpe sono di tutte, è normale. Io quello che voglio dire, cioè non puntate però il dito su allenatore e direttore sportivo e vi dimenticate di puntare il dito invece su quello che è al vertice degli errori, che è il presidente. Lo stiamo dicendo io questo Pino, stiamo dicendo tutti, Pino, lo stiamo dicendo tutti. Non possiamo denigrare un direttore sportivo che comunque sa il fatto suo. No, forse abbiamo il dubbio su Roberto Occhiuzzi perché giustamente è alle prime esperienze, però anche questa è una colpa della scelta del presidente. Però la colpa principale, quello che a cui noi non possiamo perdonare nulla, è il presidente. Senti, è pur vero che questo voglio far capire. Nel calcio Alberto ci insegna che i primi a pagare sono gli allenatori. Ma infatti però io sostengo un'altra cosa, che i primi a pagare non devono essere solo gli allenatori, i primi a pagare devono essere anche i direttori sportivi, perché sono loro che fanno le squadre, sono loro che si vedono con i presidenti e stabiliscono chi acquistare o meno. Cioè, è bello così. Occhiuzzi ha la colpa, perché Occhiuzzi ha avallato questi giocatori e purtroppo io gliel'ho detto, ti giri in panchina e ti pigli paura, purtroppo l'unica cosa che ti devo dire, Roberto, purtroppo è così, l'unica cosa poi oggi non ce ne sono uniche cose, Pino. No, che si dovevano dimettere, che vista alla fine del girone d'andata, visto che la campagna di gennaio era quella che si dovevano ma la regina ti insegna che Gallo a dicembre, quando era sotto di noi la regina, ha esonerato Toscano che ha preso qualche partita, insomma poteva, e ha portato in riva allo stretto 7, 8, 10 giocatori. Quello mio. E chi stiamo parlando? Che abbiamo in linea, pronto? Pronto, ciao Fabio, Giuseppe da Catanzaro. È giusto
in questo momento sicuramente... Non infierire, non infierire, no? Giusto, no, non no, infierire. no, assolutamente, lo sai, sono un tifoso, non un tifoso di quelli purtroppo brutti che guardano solo il colore sociale. Io sono un tifoso e mi dispiace che una squadra calabrese sia scesa in Serie C. Allora, voi facevate un discorso naturalmente... Vabbè, ma è bello che l'anno prossimo facciamo il derby, capito? Ritorniamo con la Vibonese. Io mi auguravo invece di farlo in Serie B in 4, che era una cosa diversa. No, vabbè, comunque pure per solidarietà penso che restate in Serie C con noi, almeno ci consoliamo con il derby calabrese, capito? C'è un derby calabrese. Tu sfondi una porta aperta perché Catanzaro da tanti anni che è in Serie C, quindi anche noi abbiamo le nostre problematiche. Allora, però Giuseppe, guarda, ti chiedo scusa perché mi chiedono dalla regia, Giuseppe, che è un altro Giuseppe, come si chiama pure Giuseppe, e devo dare la linea perché c'è la pubblicità delle 22, delle 21:58, 59 precise, quindi resti in linea perché un minuto soltanto e ritorniamo, va bene? Ok. Grazie, rimani in linea. In onda, mi dice Giuseppe, siamo in onda perché il segnale lo riprendiamo dalla sede di Cosenza, quindi non siamo da Contrada Cutura, ritorniamo alle 22 in questo preciso istante e un minuto, viaggiamo in perfetto orario, eravamo insieme a Giuseppe da Catanzaro che voleva aggiungere qualcosa, prego. Fabio, ti volevo giusto dire, al di fuori se torno a ripetere, io chiamo da Catanzaro, in questo momento potrebbe essere qualcuno se la può sentire, però siccome io sono un tifoso di 53 anni, quindi a queste diciamo pochezze non mi posso mettere. Io volevo dire al presidente Citrigno, che lui è stato un presidente, se lui prende un direttore sportivo e gli dà 10.000 lire per comprare i giocatori e non gli dà la possibilità di comprare quelli che potrebbero essere al mercato per salvarsi a gennaio, che naturalmente il presidente dice deve essere il primo a dire che la colpa è sua, si vede che non gli ha dato la possibilità al direttore sportivo di praticamente acquistare dei giocatori per potersi salvare. Tu basta guardare, non devi guardare la regina, guarda l'Ascoli, ha fatto un girone di ritorno importantissimo ed era più sotto del Cosenza. Certo. Quindi che vuol dire? Che praticamente un direttore sportivo con gli attributi ha acquistato giocatori che non sono ex giocatori e giocatori che erano per la squadra e per onorare la maglia dell'Ascoli. In questo momento il Cosenza si trova in questa situazione perché naturalmente il presidente Guarascio deve prendersi e assumersi tutte le responsabilità. Bravo. Praticamente deve dire il mia colpa, come ha fatto il mia colpa quando è salito in Serie B, perché non è facile dire, è facile andare sul carro dei vincitori e lui è stato un vincitore perché salito in Serie B. Oggi è lui la colpa unica di questa squadra del Cosenza. Quindi ho ragione io. Come? Quindi ho ragione io. Ha ragione totalmente, però torno a ripetere, accanto a lui ci sono delle persone che naturalmente hanno sposato la causa. Ma infatti ti ho detto che a cascato sono responsabile tutti. No? Va bene. Praticamente, però torno a ripetere, sia Trinchera che Fiuzzi dovevano avere gli attributi per dire, carissimo Presidente, in questo momento lei mi sta dando la possibilità di non giocarmi il campionato. Giuseppe, vabbè. Perché il campionato non si vince praticamente, come diceva Fabio, con 10 persone all'inizio del campionato. Ci vuole una programmazione già a maggio, a giugno e poi naturalmente luglio e agosto che c'è la preparazione, si arriva in un modo giusto per affrontare un campionato. Senti Giuseppe, una domanda di un milione di euro, una domanda, secondo te il Catanzaro andrà in Serie B? Come la vedi? Fabio, allora il tifoso del Catanzaro che vuoi che dica? Io ti dico di sì, però torno a ripetere, i playoff sono una lotteria, il Cosenza ha vinto un campionato ai playoff, il Catanzaro parte da secondo. Potrebbe essere una cosa buona come potrebbe essere una cosa non buona. Va bene. Dipende da quello che naturalmente... L'importante è ecco, la cosa bella che vedi questa trasmissione dà la possibilità a tutti di intervenire. Non prepariamo niente, solo caffè prepariamo un capo più tardi. Perdonami Fabio. Sì. Io Cosenza vengo sia per lavoro che per altre cose, quindi a me dispiace tantissimo che una squadra come il Cosenza non come colore sociale, che è una squadra calabrese retrocedi. Anche a me dispiace il Crotone perché ha fatto un anno di Serie A
senza che i tifosi andassero allo stadio. Vabbè, però sto Crotone è bello mio, va, sale, scende, un paracadute, l'aereo. Noi purtroppo tutto sono il 20 anni 2021 ha guadagnato 6 milioni e mezzo, 5 di Serie B e 1,5 di paracadute. Un abbraccio Giuseppe. Ciao Fabio, grazie. bocca al lupo a te, la tua trasmissione e ai tuoi ospiti. Grazie, buonasera Giuseppe. Allora, Alberto, hai sentito questo tifoso? Insomma, poi ci sono anche tifosi vedi spontanei, perché poi è vero, il Crotone è sceso, Catanzaro noi ci auguriamo che rimane in Serie B, anzi in Serie B, adesso in Serie B, no, in Serie C, ma solo per un derby, capito? Giuseppe, lo dico così a livello di sfottò, così il prossimo anno abbiamo il derby calabrese, che è questo Catanzaro Cosenza. Vabbè, Alberto, prego, che vuoi dire? Voglio dire che abbiamo detto un po' tutto, voglio dire, sul presidente, sui direttori, su allenatori. Io quando succedono queste annate qui purtroppo nel calderone vanno tutti, va dall'allenatore, va dal direttore e specialmente, come abbiamo sempre detto, il presidente è il primo responsabile, perché se non si investe, se non si programma è difficile fare dei campionati importanti. Lo diceva prima Tonino, i miracoli non si possono fare ogni anno, l'abbiamo fatto in Serie C, l'abbiamo fatto il primo anno di Serie B e specialmente l'anno scorso, come diceva Tonino, veramente un miracolo calcistico. Quest'anno secondo me si poteva anche fare meglio con questa squadra, perché la dimostrazione è stata che le partite le abbiamo fatte, le abbiamo giocato bene con qualsiasi squadra e purtroppo sono state queste ultime 8 partite dove veramente c'è stata una delusione totale. Certo. Che ne avevamo parlato, che aveva parlato anche l'allenatore, aveva parlato anche il direttore, che era una questione di testa, una questione di voglia, una questione di sacrificio, dunque non parlavano neanche di livello tecnico della squadra e questo è un problema, ce la siamo portati fino alla fine e lo abbiamo pagato caro prezzo. Alberto scusami, allora. Hai fatto un passaggio importante, questa squadra fino a un certo punto si era giocata con tutti, ok? Se l'è giocata con tutti, magari non vinceva ma non perdeva. I guai di questa squadra sono iniziati il mese di gennaio, quando questa squadra andava rafforzata ed è stata indebolita. Bravo. Qualcuno si è incassato i soldi di Baez e non l'ha reinvestito per rafforzare quel poco che aveva, questo è il problema. Qua scrivono anche di Falcone. Il problema è questo, insomma, perché qui si è pensato solo a incassare e non a investire, per una salvezza che ci poteva anche stare, ci doveva essere. Però fermo restando che ancora sostengo e lo sottoscrivo, lo metto nero su bianco, che secondo me questi due attaccanti insieme anche all'altro, ma per carità di Dio, non erano da Cosenza. Ma per carità di Dio, poi Trinchera sarà il miglior direttore sportivo di tutto il mondo, nessuno ha detto che non è bravo, però in questa campagna acquisti Pino Gitigno mi dice che ci ha dato 100 euro Guarascio, ma anche con 100 euro tu non è che hai detto che hai portato 2 giocatori ma lo diceva Alberto che non prima, sono questo, in condizioni, lo diceva Alberto prima. Con 100 euro vai in Serie C, ci sono anche dei giocatori fortissimi, attaccanti che fanno la differenza in Serie C e te ripeti, dici parli, me lo presti e quelli da quando vuoi, 200, a una squadra di Serie C, a una squadra di te, tu vai con 200-300 mila euro a gennaio, ti do una mezza squadra. C'è Aldo Genna, ma ecco mi dicono da regia Aldo, buonasera e benvenuto, prego. Vi sto seguendo, ho sentito l'amico Tom, mi trova molto d'accordo su quello che ha detto, perché in effetti questa squadra, questa retrocessione che fa male a tutti era una retrocessione secondo me prevista, preventivata per come è stata condotta la campagna acquisti, senza una programmazione, ti dice. Ma io questa sera mi aspettavo invece che, è vero, c'è la retrocessione, c'è il rammarico, c'è tanta delusione, ma mi aspettavo dal presidente Guarascio una dichiarazione nella quale dichiarazione avrebbe sicuramente ammesso che è una sconfitta sua che il Cosenza retrocede, ma che avrebbe potuto tranquillamente dire che lui è stato sempre uno vincente, questa sconfitta fa male anche a lui, probabilmente avrebbe mandato un messaggio alla città di dire che lui vuole continuare ma con progetti seri, con programmi seri, invece capisco che questo suo silenzio è un silenzio veramente assordante che fa male a tutti. Ci voleva una dichiarazione forte, dell'impegno forte di una società forte per poter dare al Cosenza
in un paio d'anni il ritorno in Serie B. Questo non c'è stato, questo significa che questo Presidente non è all'altezza di guidare una società, una grande società come il Cosenza, blasonata, fatta di grande tradizione e di grande cosa. Questa è la mia una posizione forte che voglio dire agli amici che sono lì in studio, anche saluto l'amico Umberto Urban, saluto l'amico Citrigno. Qui siamo tutti quanti arrabbiati, ma arrabbiati perché in effetti noi vogliamo bene al Cosenza, amiamo questo Cosenza. Invece il Presidente, anche con quella frase molto discutibile, quando diceva che era un hobby, quella frase ancora a me mi viene sempre in mente, quindi vuol dire che lui per Cosenza se ne è fottuto fino a un certo punto. Ecco la conseguenza di tutto quello che succede. Siamo in Serie C, siamo nel baratro, adesso c'è bisogno che lui o lasci oppure si impegna che il Cosenza va in Serie A, ma secondo me la cosa migliore è lasciare, e non sono d'accordo con Citrigni e poi tutto quando dice che ma quando un'azienda fallisce non può essere lo stesso che poi la può rimettere in piedi. Vai in fallimento e ci sono gli amministratori delegati, sono quelli che cercheranno di sollevare la società. Lui non è stato in grado di fare, anzi ha portato il Cosenza alla retrocessione. Una cosa veramente grave. Lui sicuramente scaricherà la responsabilità su Trinchera, su Chiuzzi, ma io secondo me lui il vero responsabile di quello è lui che non ha saputo programmare e non ha saputo dare alla società un assetto stabile e forte. Il povero Chiuzzi che cosa poteva fare? Questa è la mia posizione, caro Fabio. Grazie per il tuo intervento, Aldo. Allora, grazie a voi, una buona serata e bella trasmissione. Complimenti Fabio. Grazie Aldo. Allora, sono tante le telefonate, io approfitto perché mi aveva già chiamato più messaggi e quant'altro, però ho al telefono l'avvocato Francesco Calvelli che voleva intervenire. Francesco, dal mio cellulare io cerco di chiamare anche, faccio da supporto con il satellitare. Purtroppo ho provato a chiamare ancora qua, lascia ma non risponde, anche giusto forse se non vuole parlare, però giusto per salutarci, guarda, lascio, così uno dice ma lascia, guarda. Allora, avvocato, puoi dire quello che vuoi, prego, poi... Ciao Fabio. Un grande abbraccio a Francesco. Ti saluta Urban, che ti ha sentito. Un abbraccio affettuoso da Alberto Urban, ai tuoi ospiti, in modo particolare a te e a Totolino Domo. Ricambio, Francesco, grazie, ricambio con grande affetto. Che cosa dire, Fabio? Ripetere sempre le stesse cose ormai è sempre il solito refrain. Mi sembra ormai una storiella un po' sciocca questa che qualcuno continua a ripetere del fatto che se vado a fare una campagna acquisti con 10 euro io porto a casa quello che il mio budget mi consente. Adesso dovremmo finirla. Premesso che il responsabile principale di questa disfatta e di questa retrocessione in Serie C è del presidente Guarascio. A ruota seguono purtroppo il direttore sportivo Occhiuzzi, nonostante abbia il parere contrario da parte del signor Pino Citrigno, che non riesco a capire perché lo continui a difendere a spada tratta. Lo continua a difendere a spada tratta in una situazione per lui indifendibile. Qui si sta consumando un dramma calcistico e ancora si continua a dire che Trinchera è stato premiato come il miglior direttore sportivo. E non è assolutamente vero, perché quando è stato il momento di applaudirlo a Trinchera, negli anni in cui ha portato a Tudino, a Palmiero e ad altri calciatori, lo abbiamo fatto. Quest'anno ha fatto un disastro, la sua è stata una campagna acquisti fallimentare, dall'inizio alla fine. Il presidente che io condanno e che qui dalla tua trasmissione grido a gran voce che deve andare via, deve lasciare la squadra perché ha mortificato un'intera città. I tifosi siamo stati mortificati, ma insieme a lui non si può difendere l'operato del direttore sportivo Trinchera. La retrocessione del Cosenza è una retrocessione annunciata. Io sono tifoso malato del Cosenza e nonostante questo oggi ho metabolizzato questa retrocessione in un modo particolare, perché me lo aspettavo da quando siamo partiti, ne abbiamo parlato con te, sì, dopo il mercato di
riparazione. Abbiamo parlato al Franklin abbiamo parlato, a Luigi, sì. Sì. Io condivido in pieno quello che dice Alberto Urban, condivido in pieno quello che dice Totolino Domma, ho condiviso quello che stai dicendo tu, ma non me ne voglia l'ex presidente che lui stesso a stasera dalla tua televisione ha ammesso di avere fatto fallire una società e non so con quale coraggio ancora continua a parlare. Qui si sta consumando un dramma calcistico e lui continua a dire Trinchera è stato premiato come miglior direttore sportivo. Ma Trinchera si facesse la valigia insieme agli altri, se ne andasse. Trinchera è già andato via, se tu non lo sai. No, Trinchera è già andato via, ovviamente. No, io parlo e leggo i labiali del signor Tino Citrigno. Signor Tino Citrigno, ma che cosa vuole difendere? A chi vuole difendere? Non voglio difendere Ma non voglio difendere Trinchera. Io ho detto prima che quando Fabio ha detto la colpa è di Trinchera, ho detto Fabio, la colpa principale è del presidente. Poi a cascata va su Trinchera e Occhiuzzi. Non mi avete non mi sono saputo spiegare. Io ho detto il responsabile principale, colui che deve essere accusato a livello iniziale è il presidente, poi è normale che a cascata vanno tutti gli altri. Non si è saputo esprimere. Probabilmente ma non che Trinchera io ho detto che probabilmente Trinchera non è proprio questo, diciamo. Non me ne voglia Tonino Domma, ma chi è stato in grado? Non possiamo dare la colpa a Trinchera e non a Guarascio. Vabbè, parlate una volta non si capisce niente. Allora, Francesco, vuoi aggiungere qualcosa? Prego, veloce, così poi andiamo avanti ancora, abbiamo tante telefonate che io penso che con questa retrocessione di quest'anno abbiamo toccato il fondo. Vabbè. Con la retrocessione di quest'anno abbiamo toccato il fondo, ognuno recitasse il mea culpa e Guarascio penso che sia arrivato al capolinea. Ma pare che qualcuno oggi ha detto, non so, su qualche emittente o sito o meno, che addirittura fanno la riforma, ora fanno per lui la riforma, domani mattina fanno la riforma, no, ma la fanno domani, dopodomani, forse sconosce il problema del Covid, la riforma e adesso ogni settimana si parlerà a Cosenza quanto che Guarascio già sapeva. No, la riforma è stata fatta, Piazza Riforma è già stata fatta. Piazza Riforma è stata fatta. Ciao, grazie. Grazie avvocato. Fabio. Ti saluto Alberto, grazie. Ciao. Un abbraccio affettuoso a tutti quanti. Grazie, ciao. Se mi togliete l'audio del telefono, grazie. Allora, Citrigno, ti vuoi... No, allora, quando io ti ho ripreso dicendo non andare la colpa principale a Trinchera, perché la colpa principale c'è il presidente. Alla fine, tutti quanti stanno dicendo quello che ho detto io, cioè che il colpevole principale è il presidente Guarascio. È normale che poi a cascata vanno sul direttore sportivo e sull'allenatore, è normale, però il responsabile principale è il presidente. Lo sappiamo tutti, dobbiamo capire, l'abbiamo già detto, perché da quello che c'è sulla rete non se ne parla proprio, c'è una rivolta totale. Quindi non lo vogliono più come presidente a Cosenza. Io mi auguro lui a chiamare. No, ho capito, purtroppo è così, ma a prescindere da tutto deve prendere una decisione e sicuramente mi auguro che la classe imprenditoriale cosentina scenda in campo, sempre a chiacchiere, perché fanno sempre chiacchiere, secordate. Quindi per cortesia da domani in poi mi rivolgo anche ai colleghi, non uscite ogni giorno queste cordate, queste. Allora, chi vuole acquistare il Cosenza, vada da Guarascio, ci senti, guarda, ti 30 lire, come diciamo noi, no? Siccome lui dice che ha speso poco al mercato, voi andate con 30 lire, fate una proposta anche effettiva, mettendoci la faccia, allora poi dopo i colleghi, la carta stampata, i siti, poi le pubblicate, senza che domani cominciate, c'è la cordata di Roma, c'è chi di Spezzano, lasciamo perdere, se no qua facciamo confusione, o no? È bene? È bene che diciamo così, no? Se no domani cordate, sempre si chiacchiera, perché lui poi, mi ricordo in questa trasmissione, Guarascio l'ha smentito, perché dice no, Fabio, da me non c'è venuto mai nessuno a dirmi ti diamo €1 per il Cosenza. Allora Fabio, il problema siccome chiamano gli amici,
chiamano gli amici, per fare anche un click, anche un follower, come si chiamano, se mi piace, queste cose, e scrivono queste cose, sai che voglio acquistare un Cosenza, c'è la cordata di Spezzano, ma va a sapere. Comunque lasciamo perdere, prego. C'è la telefonata, poi te la dico. Pronto? Telefonata, Tony, che poi... Pronto? Pronto? Prego. Posso intervenire? Prego, sì. Buonasera, Eugenio Barca, ciao Fabio, ciao. Prego Eugenio. Prego. A Cosenza non si parla mai delle verità nascoste. Sì. Il problema serio è partito l'anno scorso, quando è stato fatto l'agguato, tra virgolette, di alcuni calciatori a Braglia. Lo ricordate questo? Sì. Occhiuzzi, questo poveretto, e non ho paura di dirlo, questo poveretto è stato sempre in mano a questi calciatori. Vi ricordate Sciaudone, vi ricordate Carretta che hanno fatto a Braglia? Questi stessi calciatori alla fine, l'anno scorso, sono diventati tutti Maradona, e ci siamo salvati. Occhiuzzi non ha mai fatto una formazione, è sempre stato nelle mani di Guarascio, di questo tal Guarascio, perché lo paga a 4 soldi. E non ha avuto la dignità, questo tal Occhiuzzi, io do la colpa di Occhiuzzi, di essersi dimesso, e ha dato la possibilità a questo tal Guarascio, di arrivare in fondo a quello che è successo oggi. Diciamola la verità, non nascondiamoci sempre. L'anno scorso è partito tutto, l'anno scorso con la Guada Braglia, con un ottimo allenatore, un'ottima persona. Quest'anno c'era la squadra, bisognava che ci fosse un allenatore serio. Sono dei mascalzoni. Vabbè, ma scusami Eugenio, a prescindere che Occhiuzzi ha fatto bene lo scorso anno, io penso, no, non lo so, io ti ripeto. L'ha avuto come imprenditore, ha avuto tanto, deve andare via, non solo come presidente, ma anche come imprenditore. Va bene, chiaro? È chiaro, abbiamo capito, deve andare via. Allora, ma non sei il solo a dire, sto dicendo io, la mia preoccupazione è questa, quindi... Tutto è partito l'anno scorso, l'anno scorso. Ho capito, ma Occhiuzzi lo scorso anno era... No, ma scusa, ma avete letto i titoli? È un predestinato, Occhiuzzi è allenatore che vuole Sassuolo, vuole la Sampdoria, cioè dovete essere anche l'obiettivo, perché allora, anche come molti giocatori che li date, che sono campioni e dopo 7 partite non servono più a niente, bisogna andarci con i piedi di piombo. Non ha mai fatto una formazione. Ma non è vero, non è così, non è così. E ditelo una volta. Allora, scusami. Dite la verità ogni tanto. Allora, Eugenio, che diciamo quest'anno, ti ho detto prima, ma forse non sentite quando io parlo. Allora, guarda, Eugenio, senti, vabbè, un abbraccio, ciao Eugenio, grazie. Come presidente, faccio solo chiacchiere. Grazie. Conosco bene io. Grazie, una buona serata, grazie Eugenio, siccome siamo quasi, diciamo, in chiusura, allora, che sicuramente Occhiuzzi ha le sue colpe e che sicuramente, ti ripeto, di questa rosa dei 22 ci sono, e vi ho detto all'inizio della trasmissione, 5-6 giocatori di categoria, ma no diciamo di fascia altissima, di categoria di Serie B medio, ok? Sei andato troppo buono. È significato troppo buono. Quindi gli altri sono giocatori che con Luca Tanzaro, con la Vibonese, che salutiamo Caffo, che tutti qua, con Francavilla, dimmi tu, Bitonto, potevano giocare tranquillamente, perché sono giocatori di C/D. Quindi vi ho detto tutto. Come facevi a questo caso di salvare? Allora lui ha accettato, Fabio, ha accettato i 3 anni di contratto, perché è venuto da questa a salvare la squadra. Allora, capite bene anche lui. Capite bene che un giovane allenatore si trova ad allenare una squadra di Serie B. Sì. Lui che faceva il secondo alla certo, Braglia, dai, è ovvio. È chiaro che qualunque fosse stata la squadra che gli avessero messo a disposizione, allora avrebbe accettato. Comunque ragazzi, come siamo in chiusura? No, fammi finire. No, aspetta. Ora il problema non è stato Occhiuzzi, il problema è a monte, lo stiamo dicendo da stasera, perché questa era una retrocessione annunciata. E l'abbiamo capito, siccome non ho tanto tempo, fatta a tavolino,
Ho capito, Tony, stavo dicendo un'altra cosa, c'è una telefonata. Allora, siccome noi seguiremo passo passo, poi lunedì prossimo non è che chiudiamo qua noi, perché noi, questo devo dire, io questo Cosenza, insomma, Lupa Lupa 28 anni, poi entriamo nel 29esimo, l'ho fatto da Fincantieri Palermo fino ad oggi. E la prima con chi l'hai fatta? C'eri tu la prima, vedete, era un guaglione piccolino, insomma, un ricordo a Tonino, un ragazzino. Però dico la verità, io sono rimasto sempre uguale, perché sono andati 28 anni e mi trovo questo. Però scherzi a parte, ritorneremo su questo. Alberto, ti do lei perché c'è un'altra telefonata in diretta, poi se riusciamo la facciamo un attimo, li salutiamo. Alberto, ti vuoi salutare, prego, i tifosi? Che gli vuoi dire? Prego. Cosa voglio dire? Voglio dire che questo è un momento veramente triste, di delusione, di rabbia. Dobbiamo avere adesso un po' di pazienza, cercare di metabolizzare questa retrocessione, però avere un manico che ci faccia sognare e che ci dia programmazione, allora tutte quelle cose per poter affrontare di nuovo un campionato importante di Serie C. Grazie Alberto, una felice notte anche a te. Quando la notte un altro giorno diventa come che di Marzullo, hai visto? Buonanotte Alberto, ciao. Ciao Alberto, un abbraccio. Prima di salutare Citrigno. Ciao Alberto. Ciao Alberto. Ciao. Ci ritroviamo lunedì prossimo, continua questa telenovela che la voglio, non vi lasciamo soli che noi ci siamo. C'è la telefonata che abbiamo, pronto? Pronto? Sì, prego, veloce, 10 secondi. Velocissimo, guardate, anche perché stavamo cercando di metabolizzare la retrocessione, ma poi alcune affermazioni della trasmissione costringono a chiamare. Quindi da quello che sento dire praticamente la guida tecnica non avrebbe nessuna o quasi nessuna responsabilità in questo disastro totale, con 6-7 attaccanti che sono passati e di questi 6-7 attaccanti nessuno ne sarebbe buono. L'abbiamo visti, no? La Juve Stabia ha fatto Faville, Iozzi, Petre, giocatore di Serie C. Ma scusa, come ti chiami? Massimo, stiamo parlando di giocatori di Serie C. I giocatori che faranno il futuro in Serie B si prendono dalla Serie C e Borrelli l'anno prossimo sarà un attaccante che tornerà in Serie B perché sta facendo fatica. E qua non l'abbiamo visto, non pervenuto. Non l'abbiamo visto perché non è stato fatto giocare. Non lo so, poi è andato via. Non è stato fatto giocare assolutamente, come anche Petre, come anche Anzulas che poi è uscito di nuovo. D'accordo, comunque è un disastro, voglio dire, qua vogliamo attribuire le percentuali di colpa a ce l'hanno tutti, le colpe sono di tutti. Assolutamente tutti, ma voglio ricordare perché diceva che il girone di andata era stato comunque dignitoso, che nel girone di andata il Cosenza aveva fatto solo 2 vittorie. Massimo, per cortesia. Massimo, guarda, salvare il nostro conterraneo perché è peggio degli altri. Occhiuzzi è stato un fallimento e nel giro di 2 anni sparisce dal calcio professionale. Io mi auguro che Occhiuzzi invece vada altrove, se resta così. Tu ti puoi augurare quello che vuoi, non sono d'accordo con te. Io mi auguro che Occhiuzzi abbia un futuro perché è una persona per bene, è un ragazzo nostro calabrese, poi avevano visto di Milano, di Genova, non sa che sono proprio, avrà sbagliato anche lui, ma ripeto, diamogli il tempo di migliorare anche a lui. Allora, ragazzi, Pino, ti saluto perché siamo in chiusura, ti abbraccio, grazie per il tuo intervento. Non si capisce, però tanto ci siamo, ritorniamo lunedì prossimo. Io capisco anche la rabbia, quindi però ripeto, secondo me il responsabile prima resta il Presidente. Guaraci. Va bene, ragazzi, vi abbraccio tutti, vi ringrazio, scusatemi se non siamo riusciti a farvi intervenire tutti, ma ci sono veramente tante telefonate, tantissimi messaggi, ma non riesco. Un abbraccio da parte, grazie a Totolino Domma, grazie a Pino Citrigno. A te, Fabio. Ci ritroviamo lunedì prossimo perché l'avventura nostra continua sempre, anche nei campionati dilettantistici, dei campionati dei profughi, ci saremo sempre. Un abbraccio e una felice notte a tutti voi, la linea al TG10 e al nostro Giuseppe per la programmazione. Ciao!